È una brutta notizia e devo dire che comunque ho sempre avuto un buon rapporto anche nel confronto con lui. C'è da dire che ha dato vita a una stagione di un vero rinascimento per la nostra comunità trevigiana. Addio all'uomo dell'umanesimo latino. Il governatore Zaia affida a questa definizione, ripresa dalle stesse parole di De Poli, il suo addio personale a un nome e un volto che hanno fatto crescere Treviso. Se ne va una figura, diciamo, cardine che ha scritto una pagina di storia di questa comunità. È una pagina importante, una pagina che ci ha visti tutti peraltro come protagonisti, visto e considerato che sono stati gli anni cruciali del cambiamento della città di Treviso e della provincia. Gli va riconosciuto di aver investito sul polo universitario e sul recupero dei siti culturali, continua Zaia. De Poli ha scritto una pagina fondamentale per quel che riguarda la formazione accademica, ma anche per tutto il settore della cultura. Basti ricordare il tema del Teatro Eden e del Teatro Comunale, restaurati dalla Fondazione sotto la sua guida. E nel mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia, il governatore ricorda anche il suo rapporto con De Poli, fatto pure di forti contrasti, ma sempre con rispetto. Un dialogo franco, ovviamente con due persone, cioè il sottoscritto e lui, assolutamente di carattere, però si sono fatte anche grandi cose. Sicuramente lui è sempre stata una persona molto attenta a quello che è il recupero storico di molti edifici, di molte realtà, ma anche identitario. Penso agli interventi sui quali si è confrontato spesso, ad esempio rispetto a quello che era il settore dell'agroalimentare trevigiano.